Un ben ritrovati a tutti ancora in questa nostra serata della Pastorale del Turismo della Diocesi di Nuoro e della Diocesi di Lanusei. Ci troviamo qui nell'area fraterna della Caletta e un saluto particolare lo voglio rivolgere anche a quanti ci seguono attraverso i canali social del nostro settimanale diocesano L'Ortobene e la diretta di Sardegna Live. Questa sera l'accoglienza è stata curata ed è curata dalla comunità di Oniferi, che è rappresentata, oltre che da un buon numero di persone, anche dal sindaco Antonio Pires e dal parroco Don Riccardo Fenudi, che chiamo qui sul palco accanto a me. Buonasera a tutti e grazie a Sua Eccellenza il Vescovo dell'invito, grazie a tutti i presenti. Brevemente, due parole su Oniferi. Oniferi è un piccolo paese della Barbagia, nel centro della Sardegna, diciamo che il cuore antico di un'isola antica. Perché queste parole? Perché Oniferi nel suo piccolo vanta due patrimoni UNESCO, per esempio, questo per darvi solo un'indicazione. Uno che è fatto dalle Domus Deianas, che sono entrate nel patrimonio materiale dell'umanità nel 2025, e l'altro è il canto a tenores, perché Oniferi è uno dei centri del canto a tenores, che anche questo è un patrimonio immateriale dell'umanità. Quindi, come diceva il nostro corto che abbiamo visto poc'anzi, dobbiamo dare un valore a noi stessi, è molto importante perché dobbiamo capire anche cosa abbiamo nei nostri paesi e quali grandi ricchezze abbiamo, e questo per portare dei valori, per portare delle cose aggiuntive, per portare anche un sogno, che forse è anche il tema di queste giornate e che reputo molto importante per le nostre comunità e per chi viene a farci visita. Vi ringrazio. Grazie. Buonasera a tutti, sono Don Riccardo Fenudi, a Oniferi ci sono appena un anno e fra poco devo anche lasciarlo in quanto deve arrivare un nuovo parroco. Comunque Oniferi è una piccola comunità, come ha detto Antonello, circa 900 persone, ma è una comunità molto vivace, molto orgogliosa dei suoi valori tradizionali, che conserva con grande impegno, valori che caratterizzano proprio l'anima un po' del popolo sardo. Per esempio è molto viva l'ospitalità, la laboriosità, l'amore per la famiglia veramente per la persona di Oniferi è il bene supremo. È una comunità religiosa, una comunità che ha ancora conservato la frequenza per quanto riguarda i sacramenti, per quanto riguarda anche la partecipazione alla messa domenicale. Comunque, proprio per il fatto religioso, Oniferi in zona è conosciuto per il grande culto in onore di Sant'Anna. Sant'Anna è la madre della Madonna ed è invocata in modo particolare per avere prole. Quindi sia nel periodo della novena, la festa è il 26 di luglio, si può dire che l'abbiamo appena celebrata, quindi sia per la festa sia per la novena Oniferi è meta di numerosissimi pellegrini da tutta la zona, dall'Oceano, dalla Barbagia, proprio tante persone che vengono a chiedere il dono di poter avere dei bambini, e poi una volta ricevuta la grazia per ringraziare la mamma della Madonna Sant'Anna. In parrocchia si conserva un bellissimo simulacro, molto probabilmente del 600, di Sant'Anna, che faceva parte di un retablo, il retablo di Sant'Anna di Oniferi. Purtroppo questo retablo è stato portato via forse a metà del Novecento per essere restaurato e si è smarrito, cioè nel senso che non si sa più niente di questo capolavoro, che sarebbe senz'altro una ricchezza enorme sia per quanto riguarda la comunità, ma poi io credo anche per tutta la diocesi. Quindi speriamo che anche il fatto di
parlarne stasera tra di noi, susciti in chi può fare qualche cosa un interesse per sapere di più che fine ha fatto questo capolavoro, che è stato portato via non per essere venduto ma per essere restaurato, e non si sa che fine ha fatto, come purtroppo in Sardegna, tanto anche in diocesi, può succedere. Quindi ecco, Uniferie è veramente una comunità molto viva, e ringrazio il Signore, ecco, di quest'anno, ecco, che ho passato in mezzo a loro. Grazie. Grazie. Grazie ancora a tutta la comunità di Unifedi per la loro generosità e la loro ospitalità. Il tema della nostra pastorale del turismo, largo ai sognatori, questa sera incontra un personaggio della nostra terra e si sviluppa nello spettacolo Dal focolare al Nobel il sogno di Grazia, spettacolo di Silvano Vargiu con la partecipazione di Francesca Nieddu e il supporto musicale di Simone Pistis. Lascio a loro il palco e li ringrazio per la loro partecipazione. vero che l'Orthobene possa paragonarsi ad altra montagna. L'Orthobene è uno solo in tutto il mondo. È il nostro cuore, è l'anima nostra, il nostro carattere. Tutto ciò che vi è di grande e di piccolo, di dolce e duro e aspro e doloroso in noi. Quando io sto sull'Orthobene e seduta su una roccia guardo il tramonto meraviglioso, mi pare di essere una cosa stessa con la roccia e che l'anima mia sia grande e luminosa come il cielo, chiuso tra le montagne della Barbagia fatale, oltre le quali mi pare di non esistere più.
Nuoro, seconda metà dell'Ottocento. All'ombra del monte Orthobene si stende un piccolo borgo di appena 6.000 anime. Un luogo semplice, segnato da povertà e ristrettezze materiali. Nel settembre del 1871 sugli archivi del municipio si legge: il 28 settembre è nato a Nuoro un bambino di sesso femminile. Niente di più. Una semplice nota d'archivio, fredda, impersonale, che racconta però il valore marginale che la società di allora riconosceva al mondo femminile. Dietro le righe di quell'atto di nascita si nasconde la prima traccia di un destino unico, quello di una fanciulla che arriverà molto lontano. Nel 1926 il suo nome giungerà a Stoccolma con l'assegnazione del premio Nobel per la letteratura. Prima di lei soltanto Carducci, dopo di lei Pirandello, Quasimodo, Montale, Fo. Unica donna italiana ad aver mai ricevuto questo riconoscimento. Il suo nome è Grazia Deledda. Per la precisione, Grazia Maria Cosima Damiana Deledda. 4 nomi, sigillati da un voto e da una profonda devozione verso i santi medici Cosma e Damiano, celebrati il 27 settembre nel santuario campestre vicino a Mamoiada, lungo la vecchia strada tra Nuoro e Fonni, paese d'origine della famiglia Deledda. Attorno alla sua nascita resiste un piccolo mistero d'archivio. Per lo stato civile nacque il 28 settembre 1871 alle 2 del mattino. Eppure Grazia sostenne per tutta la vita di essere nata il 27. La coincidenza con la festa dei santi era per l'autrice una fiera garanzia di protezione. Grazia, Grazietta, Grazietta, come veniva chiamata a casa, era la quintogenita in una famiglia composta da 7 figli. Tra questi vi erano 2 maschi e 4 sorelle. Il primogenito maschio, Santus, crollò psicologicamente dopo aver interrotto gli studi universitari e visse isolato in casa, devastato dall'alcolismo. Il secondo, Andrea, fu invece uno spirito ribelle che finì coinvolto in piccoli furti e reati locali, sperperando gran parte del patrimonio familiare. Tra le sorelle, Giovanna morì ancora bambina a causa di una broncopolmonite, mentre Vincenza fu stroncata prematuramente da un aborto. Le ultime 2, Peppina e Nicolina, si trasferirono a Roma insieme a Grazia. Il padre, Giovanni Antonio Deledda, detto Tottoni, era un benestante possidente terriero e agiato imprenditore nuorese che svolse un ruolo centrale nella vita pubblica e culturale della Nuoro ottocentesca, arrivando a ricoprire anche la carica di sindaco della città nel 1863. Nonostante gli studi in legge, preferì dedicarsi al commercio di carbone e agricoltura, oltre a coltivare una profonda passione per la letteratura. Così ce lo descrive la scrittrice nel suo romanzo autobiografico Cosima. Il capo della famiglia era il signor Antonio, l'uomo più mite e giusto della regione. Ma egli era troppo occupato nei suoi affari, spinto dal bisogno di assicurare una solida agiatezza ai figli, per potersi dedicare anche alla loro ricchezza spirituale. Li mandava a scuola, è vero, e in sua presenza essi, sia per rispetto e affetto naturali verso di lui, sia per ipocrisia, si mostravano buoni e ben educati. Cosima poi sentiva per lui un senso sconfinato di confidenza e qualche volta anche di ammirazione. Le sembrava alto, quasi gigantesco, mentre invece era piccolo e un po' grasso. Ma se le gambe erano corte, il busto era forte, grande e la testa grossa, calva, con una ghirlandina di riccioli già grigi che dalle orecchie rose pendeva intorno alla nuca possente. E anche il viso sembrava a Cosima il più straordinario di tutti quelli che conosceva. Quel viso semplice di paesano diventato borghese, i segni e i solchi di un'intelligenza e di una saggezza non comuni. E gli occhi grigio, azzurro, verdastri secondo la luce del momento,
potevano essere quelli di un santo o anche quelli di un guerriero. Uomo poliedrico e di vivace intelletto, Tottoni amava comporre versi poetici in lingua sarda e partecipare alle gare di poesia estemporanea improvvisata, confrontandosi con i poeti locali durante le feste paesane. Fondò una tipografia locale e arrivò persino a stampare una propria rivista culturale. La sua figura di uomo aperto e curioso fu fondamentale per la primissima formazione autodidatta della figlia Grazia, mettendole a disposizione i libri della biblioteca di famiglia prima della sua prematura scomparsa avvenuta nel 1892. In casa c'era una specie di biblioteca, cioè uno scaffale nell'armadio della stanza da pranzo, dove il padre custodiva i suoi libri, la maggior parte di carattere religioso o legale, ma dove si trovavano anche alcuni classici, tra cui il Tasso e un volume della storia d'Italia del Botta. C'erano poi vecchi vocabolari e le raccolte di alcune riviste. Questi libri Cosima cominciò a leggerli quando non aveva ancora 10 anni. Molti non li capiva, ma le piaceva la musica delle parole, specialmente dei versi del Tasso e le figure del Botta. Francesca Cambosu, nota Chischedda, madre della scrittrice, era una donna di origini nuoresi, nota per il suo carattere severo, profondamente religioso e dedito alla vita domestica. Nata all'interno di una famiglia della buona borghesia locale, andò in sposa a Giovanni Antonio Deledda, più vecchio di lei di quasi 20 anni. Il loro non fu un matrimonio nato dall'amore romantico, ma dalle rigide convenzioni sociali dell'epoca. La madre era allora una ragazza ventenne, piccola, bianca, con gli occhi grandi e melanconici, ed era stata chiesta in sposa da quel signore che passava per ricco e dotto e che aveva 20 anni più di lei. Ella non lo amava, non amava nessuno, obbediva solo al destino, che per lei assumeva la forma della volontà dei suoi genitori. Eppure l'amore fu felice. Egli la circondò di un rispetto profondo, quasi una venerazione. E lei portò nella casa una pace d'altri tempi, una devozione cieca ai suoi doveri, una grazia severa che si irradiava su tutto ciò che la circondava. Rimasta vedova nel 1892, Chischedda si fece interamente carico della gestione della numerosa prole e della grande casa di Sant'Upedro, affrontando le alterne tragiche vicende familiari con una perenne e silenziosa malinconia. D'indole introversa e legata ai costumi tradizionali della Barbagia dell'Ottocento, faticò a comprendere e ad assecondare la precoce vocazione letteraria della figlia Grazia, che considerava un'anomalia rispetto al ruolo femminile del tempo. Ciononostante, la sua figura austera lasciò un'impronta indelebile nella memoria dell'autrice, che la ritrasse nelle sue opere con profondo rispetto e precisione psicologica. Cresciuta nel quartiere di Sant'Upedro, la famiglia Deledda abitava in una dimora ampia, dove al secondo piano spiccava una stanza speciale, una camera con qualche mobile di lusso dominata da un antico scrittoio moresco in ebano autentico in tarsi d'avorio, ereditato da uno zio vescovo. Quell'ambiente era riservato a sosistranzos, i forestieri. Gli stranieri andavano spesso ad albergare in quella casa amica in totale gratuità e dai 2 fino agli 8 giorni. Scendendo dal secondo piano si attraversavano i piani intermedi dedicati alle stanze da letto private e ai laboratori domestici. Si arrivava così alla cucina, il vero e indiscusso fulcro abitativo della casa deleddiana. La cucina era l'ambiente più abitato, più tiepido di vita, di intimità. C'era il camino, ma anche un focolare centrale, segnato da 4 liste di pietra. E sopra le grosse travi del soffitto di canne annerite dal fumo, un graticcio sul quale stavano quasi sempre, esposte al fumo che le induriva, piccole forme di cacio pecorino. Nell'angolo vicino alla finestra sorgeva il forno monumentale, col tubo in muratura e 3 fornelli sull'orlo. In un braciere accanto a questi si conservava,
giorno e notte accesa e coperta di cenere, un po' di brace. Ma per lo più le vivande si cucinavano con fiamma del cammino o del focolare su grossi trepiedi di ferro che potevano servire da sedili. Tutto era grande e solido nelle masserizie, comprese le sedie basse dispose intorno al cammino. È proprio la sala da pranzo e cucina, tra questi due ambienti, che soprattutto nelle sere d'inverno famiglia e servi si riunivano attorno al fuoco. Proprio in questo spazio intimo, ascoltando le storie e le leggende raccontate intorno al camino, Graziella assimilò i miti e le tradizioni della sua terra, trasformando il focolare domestico nel primo laboratorio della sua immaginazione artistica. Un altro spettacolo per lei meraviglioso era il fuoco. Pareva che la fiamma scaturisse naturale dal pavimento, piegandosi di qua, di là, curiosa, quasi desiderosa di staccarsi e di correre intorno. Il fumo saliva verso il soffitto e verso ogni apertura, ma tornava indietro come respinto dal freddo di fuori. E allora si faceva dispettoso e annoiava la gente. Per fortuna, un servo era tornato il giorno prima dal seminerio, cioè dai campi ove seminava il grano, e adesso, bloccato dalla neve, restava in casa e si rendeva utile in 100 modi. La neve durava per settimane intere. Verso sera, infatti, rincominciò a cadere, fitta e incessante. Furono chiuse e sprangate porte e finestre, quasi contro un nemico, e nel silenzio profondo le voci della casa vibrarono come in un rifugio di montagna. Nella stanza da pranzo c'era anche un braciere, intorno al quale sedevano la madre e le bambine. Cosima cercò di prender posto fra le sorelle, ma le due, al solito, la respinsero e la punzecchiarono, nonostante i rimproveri della madre. Paziente e silenziosa, ella si ritrasse e se ne andò in cucina. Lì si stava forse meglio, sebbene il fumo continuasse a velare l'ambiente. La serva stava seduta davanti al camino e già sonnecchiava, mentre il servo stava lontano dal fuoco, poiché un uomo forte non ha e non deve avere freddo. Per spirito di imitazione, Andrea gli sedeva accanto, entrambi su due seggioline basse. Cosima a sua volta si sedette a fianco della serva e le posò la testa sul grembo, un po' grasso e tiepido. Il servo era un uomo dei paesi, si chiamava Proto, basso, tozzo, con una gran barba rossiccia quadrata e gli occhi verdognoli. Aveva un aspetto quasi fratesco. Raccontava sempre storie di santi, sebbene Andrea e la stessa Cosima preferissero leggende e racconti briganteschi. Ma questi egli li lasciava all'altro servo, che era amico dei latitanti e anche dei banditi. Per contentare i padroncini, Proto sceglieva una via di mezzo e narrava certe lunghe favole che sembravano romanzi. Alla fine dell'Ottocento la Sardegna intera attraversa una gravissima crisi economico-sociale. Le leggi postunitarie, in particolare quella sugli ademprivi del 1865, aboliscono gli usi comunitari della terra, favorendo possidenti e grandi proprietari terrieri dotati di capitali a scapito di pastori e contadini poveri. Nasce così la rivolta di Succonnottu del 1868 e si aggrava il fenomeno del banditismo alimentato da povertà, tassazione pesante e crisi agraria. In questo contesto di declino economico, però, cresce in parallelo una vivace intellettualità cittadina che a Nuoro produce un'inedita fioritura artistica e letteraria. Una stagione feconda che vede emergere personalità rilevanti, poeti come Sebastiano Satta, l'avvocato dei banditi, al cui funerale marceranno insieme carabinieri e latitanti. Scultori come Francesco Ciusa,
capace di farsi notare alla Biennale di Venezia con La madre dell'ucciso. Pittura, scultura, letteratura, Nuoro diventa un punto di riferimento per l'intero panorama isolano. La Barbagia è il cuore della Sardegna e i barbaricini sono sardi dei tempi omerici, rimasti intatti nel loro carattere e nei loro costumi attraverso secoli, duri e puri come il granito delle loro montagne. Nuoro, che ne è il capoluogo, adagiata su un altipiano granitico ai piedi del monte Ortobene, è detta la Atene della Sardegna per i suoi molti poeti e scrittori. Cuore della Barbagia di Sardegna, viene considerata la più colta e battagliera città dell'isola e la migliore custode della qualità della stirpe. Da questo contesto sociale e culturale, da questo clima di vivacità letteraria che circondava la sua crescita, Nuoro, nasce il sogno dell'Adelaide, il sogno di diventare una scrittrice e dare vita a una letteratura sarda moderna. A 30 anni io voglio aver raggiunto il mio sogno radioso. Qual è? Quello di creare da me sola una letteratura completamente ed esclusivamente sarda. Il suo sogno era di poter un giorno descrivere lei, tutta la vita e la natura della sua terra. Sentiva la bellezza e la tristezza di questo mondo primitivo, ma lo vedeva attraverso un velo di leggenda. Per farlo, scelse la parola scritta e la lingua italiana, distanziandosi nettamente dalla poesia orale in lingua sarda tipica dei suoi contemporanei. Una scelta forse dettata dalla necessità, poiché i codici arcaici della Barbagia escludevano le donne dalle manifestazioni culturali pubbliche. Nel panorama di allora erano infatti pochissime le figure femminili ammesse alle gare popolari. Quei duelli diversi che la scrittrice avrebbe poi magistralmente rievocato in capolavori come Canne al vento e La via del male erano il regno esclusivo degli uomini. Un corpo a corpo letterario basato sulle ottave, dove i poeti estemporanei di tutta la Sardegna si sfidavano per dimostrare il proprio valore, la propria valentia. E proprio in questa piccola ma orgogliosa città del centro della Sardegna, nel seno di una famiglia benestante, Grazia Deledda si formò, perseguendo fin da subito con tenacia il sogno di diventare scrittrice. All'epoca però a una ragazza non era consentito proseguire negli studi. Grazia frequentò soltanto le scuole elementari, arrivando a ripetere la 4ª classe per pura passione. Al contrario, i suoi 2 fratelli, concluso il ginnasio, furono invece mandati nei licei di Cagliari e di Sassari. Per una femmina non era ritenuto conveniente uscire di casa. La giovane si dovette accontentare dei primi rudimenti scolastici, nonostante la sua maestra, Angela Funedda, accortasi del talento della bambina, avesse chiesto esplicitamente ai genitori di farle continuare gli studi. Cosima aveva una gran voglia di sapere. Più che i giocattoli, la tiravano i quaderni e la lavagna della classe, con quei segni bianchi che la maestra vi tracciava e che aveva per lei il fascino di una finestra aperta sull'azzurro scuro di una notte stellata. Fu promossa senza esame. La maestra le consegnò una letterina per il signor Antonio con la fausta notizia ed ella la portò a casa sventolandola ogni tanto come una bandiera di trionfo. Le letture che non poté fare a scuola, Grazia le fece in modo disordinato tra le mura domestiche, divorando tutto ciò che riusciva a reperire. I libri del fratello maggiore, i testi che passava lo zio canonico Sebastiano Camboso e persino i volumi lasciati da un professore in cambio di una pigione mai pagata. Si formò da autodidatta con letture classiche e contemporanee. La sua fantasia si arricchì grazie a letture variegate e disordinate. Un primo elenco di autori di riferimento, tra cui Byron, Hugo, Dumas, compare già nel 1889 all'interno della sua novella Stella d'Oriente. Col tempo i suoi interessi spaziarono dai maestri francesi come Balzac e Sue, ai classici italiani come Manzoni, fino ai contemporanei Verga e D'Annunzio, quest'ultimo visitatore a Nuoro nel 1882. La sua sete di conoscenza la portò infine a scoprire la grande letteratura russa, appassionandosi a Tolstoi e Dostoevskij.
Nutrita da queste letture disordinate, figlie della sorte, Grazia passò ai primi scritti. A 12 anni compose le prime poesie, ma le abbandonò presto. A 16 anni e mezzo, l'8 luglio 1888, la rivista romana L'Ultima Moda le pubblicò il primo racconto dal titolo Sangue sardo, che trovò curiosamente spazio in una pagina proprio accanto alla pubblicità dei prosciutti. In quel periodo storico, mentre gli altri intellettuali dell'isola usavano l'italiano per gli studi accademici, pur parlando in sardo, Grazia si trova in una condizione opposta. Lei parlava correntemente in sardo e studiava l'italiano come se fosse una lingua straniera, tenendo il vocabolario, i libri di lettura sempre poggiati sul comodino. Alla giovane scrittrice costò molta fatica impadronirsi delle strutture linguistiche del nuovo Stato unitario, ma la sua vocazione era chiara. Voleva farsi comprendere da tutti e far conoscere l'autentica Sardegna oltre i confini isolani. Questo obiettivo sarebbe fallito se avesse scritto in sardo, poiché la diffusione delle sue opere sarebbe rimasta confinata in quell'isolamento da cui ella sperava di evadere. Per timore dei giudizi, scelse inizialmente di nascondersi dietro vari pseudonimi. Firmò come Iliade Saint-Ismael per L'Ultima Moda, usò pseudonimi come Fea, che in sardo significa brutta, e giocò con la grafia del suo stesso nome dividendolo in G. Razia. Le prime critiche velenose, tuttavia, non tardarono ad arrivare. Dopo la pubblicazione di un racconto sulla rivista sassarese La Sardegna, alcuni cittadini nuoresi si riconobbero nei protagonisti della vicenda, sentendosi derisi per la loro dabbenaggine. In paese, la notizia che il nome di lei era apparso stampato sotto 2 colonne di prosa ingenuamente dialettale e che per maggior scandalo parlavano di avventure arrischiate, destò un'esecrazione unanime e implacabile. Ed eccole le zie, le 2 vecchie zitelle, che non sapevano leggere e bruciavano i fogli con le figure di peccatori e di donne maledette, precipitarsi nella casa malaugurata, spargendovi il terrore delle loro critiche e delle peggiori profezie. Ne fu scosso persino Andrea. I suoi sogni sull'avvenire di Cosima si velarono di vaghe paure. Ad ogni modo, consigliò alla sorella di non scrivere più storie d'amore, che tanto più che alla sua età, con la sua poca esperienza in materia, oltre a farla passare per una ragazza precoce e già corrotta, non potevano essere del tutto verosimili. Un compaesano le indirizzò addirittura parole di fuoco. Torni la piccola grafomane nell'orticello paterno, a coltivare garofani e le madreselve. Torni a fare la calza, a crescere e ad aspettare un buon marito, a prepararsi ad un avvenire sano di affetti familiari e di maternità. Era il chiaro richiamo ad un ruolo femminile sottomesso, imposto alle rigide leggi della società patriarcale barbaricina, argini dai quali Grazia, con la forza della sua scrittura, si stava inequivocabilmente ed inesorabilmente allontanando. Per la scrittrice fu un disastro morale completo. Non solo le zie inacidite, ma i ben pensanti del paese e le donne che non sapevano leggere ma consideravano i romanzi come libri proibiti. Tutti si rivoltarono contro la fanciulla. Fu un rogo di malignità, di supposizioni scandalose, di profezie libertine. Lo stesso Andrea era scontento. Non così aveva sognato la gloria della sorella che si vedeva minacciata dal pericolo di non trovare marito. Ma a consolare l'umiliazione sdegnosa di Cosima arrivarono le prime lettere delle sue ammiratrici ed anche di qualche giovanissimo ammiratore, cosa che maggiormente la confortò. Uno le mandò da Roma, una piccola poesia d'amore musicata, dedicata a lei. Quello che più la lusingava e la cullava in una risonanza immaginaria era il fatto che l'omaggio veniva da un giovane, forse un ragazzo che sapeva comporre musica oltre che poesia. Doveva essere di condizione civile, di gente educata. Fu il suo primo
amore lontano, tutto suo, poiché dell'ignoto musicista non seppe mai l'indirizzo e neppure il nome, e se ne sapeva l'età e il sesso era perché i versi lo svelavano. Ed egli non scrisse, non parlò, non cantò più. Grazia Deledda possiede una lucidità assoluta riguardo alla motivazione che la spinge a inseguire la gloria letteraria. Si tratta di un bisogno di scrittura quasi fisico, indispensabile per sfuggire all'esistenza noiosa e monotona che il suo paese natale le prospetta. Così io scrivo perché sogno una celebrità che intuisco non raggiungerò mai, forse. Così vado sola e ramminga in una via che qua giù in Sardegna è follia a calcare. E consumo la mia fanciullezza dietro un sogno d'oro che so di essere un miraggio e che pure perseguito perché sento che senza di esso morirei di noia. Per evitare però altre critiche da parte dei suoi conterranei, fino al 1890 Grazia riprese a scrivere principalmente novelle dai toni tardo-romantici. In quel periodo inviava lettere molto confidenziali alla direttrice della rivista L'Ultima Moda, la contessa Elda di Montedoro. Non sapeva che dietro a quel nome femminile si nascondeva in realtà un uomo, il giornalista Epaminonda Provaglio, a cui affidò il suo primo romanzo, Fior di Sardegna, pubblicato nel 1892. Le farò la mia silhouette in 2 o 3 righe. Ho 20 anni e sono bruna e un tantino anche brutta. Non tanto però come sembro nell'orribile ritratto in prima pagina di Fior di Sardegna. Sono una modestissima signora di provincia che ha molta volontà e coraggio in arte, ma che nella sua vita intima, solitaria e silenziosa, è la più timida e mite ragazza del mondo. Il 1893 segnò una svolta fondamentale per la carriera della scrittrice. Il conte Angelo de Gubernatis, presidente della Società Italiana del Folklore, le affidò la sezione di ricerca sulla Sardegna. Grazia cercò collaboratori in tutta l'isola, ma alla fine fu l'unica a produrre un reale materiale antropologico, pubblicato poi sulla rivista Natura e Arte. Scrivendo di una terra e di un popolo quasi sconosciuti al resto d'Italia, la giovane nuorese attirò su di sé una grandissima curiosità. Il conte de Gubernatis continuò a sostenerla con le sue influenti amicizie. Nel 1895 le permise di pubblicare per l'editore Cogliati di Milano il romanzo Anime Oneste, ottenendo un'autorevole prefazione dal famoso senatore e letterato Ruggero Bonghi. Anche nella sua prima lettera a Emilio Treves, che diverrà l'editore dei suoi romanzi principali, Grazia Deledda espresse con chiara determinazione lo scopo fondamentale della sua esistenza a Nuoro, evidenziando senza riserve il suo obiettivo di vita. Questo momento cruciale segna l'inizio del rapporto professionale tra la scrittrice e colui che avrebbe pubblicato le sue opere più importanti. Forse il mio nome non le è del tutto ignoto. Ad ogni modo, presentandomi a lei con molta fiducia, le dirò che sono una fanciulla,
posso dire un'artista sarda, piena di molta buona volontà, di molta fede e coraggio. Sono anche assai giovane e forse perciò ho grandi sogni. Ho anzi un sogno solo, grande, ed è di illustrare un paese sconosciuto che amo immensamente, la mia Sardegna. Tra il 1897 e il 1898, Grazia Deledda attraversa un periodo di profonda crisi a Nuoro. Nonostante la precoce fama letteraria, si sente profondamente incompresa dalla famiglia e dalla sua stessa comunità. La scrittrice vive così un forte contrasto interiore, divisa tra desiderio d'amore e un'ambizione artistica fuori del comune. In questi anni intreccia tormentate relazioni epistolari. Tra le più dolorose c'è quella con Stanis Manca, che ferisce duramente il suo orgoglio, scrivendole che le era sembrata quasi una nana. In seguito si lega al maestro Andrea Pirodda. Con lui la Deledda rivendica finalmente e fieramente la propria identità, quella di una donna capace di unire le doti domestiche alla sua grandiosa vocazione per la scrittura. Molti credono che io non sappia altro che scrivere. E invece io so e mi vanto di sapere tutto ciò che le donne di casa sanno. Anzi, lavoro meglio delle altre, perché nei lavori domestici, come sarebbe nei ricami e nei pizzi, e tutti i gingilli dietro cui le donne passano il tempo, io ci metto l'arte e il gusto che esse non conoscono. E faccio di tutto, sai? Preparo il pranzo con la massima disinvoltura, e rifaccio i letti, e spazzo, e spolvero, e all'occorrenza lavo persino i piatti. La mattina rimango tutta in disabillé, vestita così e così, col grembiale sparso e le maniche rimboccate, e di libri o quaderni non ne tocco neppure per scherzo. Solo il dopo pranzo mi pulisco e leggo e scrivo per tutta la sera. Determinata a fuggire dall'isolamento sardo per Roma, Deledda tronca la relazione con Pirodda, difendendo fermamente il suo bisogno di consacrare il pomeriggio al proprio mondo fantastico. Questa natura battagliera le permetterà di conciliare la vita familiare con quella di autrice, inseguendo il proprio destino glorioso. Dopo la rottura con il maestro gallurese, la Deledda non rinunciò all'idea dell'amore e continuò a intrattenere relazioni e fitti scambi epistolari con altri aspiranti pretendenti che ne chiedevano la mano. Tuttavia, ben presto dovette scontrarsi con la mentalità dell'epoca, accorgendosi che tutti quei giovani erano imbevuti di pregiudizio, ovvero quello che una buona moglie non deve occuparsi di letteratura, per cui non deve intrattenere corrispondenza con molti uomini e non deve affermarsi fuori della famiglia. Erano gli stessi pregiudizi di cui era fortunatamente privo il futuro marito, il funzionario ministeriale Palmiro Madesani, che la portò finalmente a Roma. Il loro incontro, che cambiò per sempre il destino di Grazia, avvenne nell'ottobre del 1899, quando la scrittrice intraprese il suo primo storico viaggio a Cagliari. Fino ad allora non si era mai allontanata da Nuoro, ma l'invito dell'amica Maria Manca, direttrice della rivista La Donna Sarda, la spinse a salire su quel treno e a lasciare l'isolamento della Barbagia. Cagliari le apparve subito come un mondo meraviglioso, una città aperta, in pieno fermento culturale, lontana dalle chiusure nuoresi. Fu proprio durante questo soggiorno che nel salotto di amici comuni i due si trovarono a condividere il classico gioco dei perché. E fu proprio attraverso quella dinamica di sguardi, motti di spirito e risposte brillanti che i due palesarono il loro reciproco interesse. L'intesa fu così travolgente che l'11 gennaio 1900, a soli 2 mesi dal primo incontro, i due si sposarono a Nuoro, pronti a trasferirsi nella capitale, dove Palmiro avrebbe rinunciato alla sua carriera per diventare il primo devoto agente letterario di sua moglie. Certamente la loro unione fu felice
perché Madesani seppe essere un compagno discreto. Il 12 novembre 1902 la Deledda scrive all'amico Giorgio Scano per raccontare la felicità di quegli anni di vita romana insieme al marito e al loro primogenito Sardus. Io e il mio carissimo Palmiro andiamo sempre perfettamente d'accordo. La nostra vita finora è stata molto modesta, ma ricca di pace e di sogni. Abbiamo solo un bambino che cresce grazioso e intelligente e io posso lavorare, o almeno fino ad ora ho lavorato alacremente. A Roma ha inizio per la Deledda una nuova vita come moglie e come madre, una dimensione in cui si sente pienamente appagata perché può finalmente dedicarsi alla scrittura alla luce del sole. L'ambiente culturale della capitale ne riconosce non solo il profondo valore artistico e la piena legittimità, ma anche il ritorno economico. I primi anni romani sono per Grazia straordinariamente fecondi, caratterizzati da un ritmo di lavoro quasi febbrile. Nelle sue lettere si lamenta spesso con affetto di non avere più un solo momento libero da dedicare agli amici, poiché le sue intere giornate sono ormai assorbite dagli impegni e dai contratti editoriali già firmati. Con il trasferimento a Roma, la produzione letteraria della Deledda subisce un'evoluzione straordinaria, inaugurando la sua stagione più feconda, matura e febbrile. Lontana fisicamente dalla sua isola, la scrittrice non abbandona la Sardegna come materia narrativa, ma la trasforma radicalmente. Il mondo sardo smette di essere un semplice scenario folcloristico, regionalistico e si eleva a sfondo universale per mettere in scena i grandi drammi dell'animo umano. In un primo momento, che coincide con l'inizio del Novecento, l'autrice consolida la propria fama nazionale grazie al successo travolgente di Elias Portolu, a cui seguono opere potenti come Cenere e Ledera. Accanto alle storie isolane, la Deledda però inizia a misurarsi anche con scenari geografici differenti, esplorando la modernità borghese di ambientazione romana, come nel romanzo Nostalgie, e successivamente, negli anni 10, la sua scrittura tocca il vertice della maturità espressiva con la pubblicazione di Canne al vento, Marianna Sirca e La madre. Le dinamiche della Barbagia vengono qui sublimate in una dimensione mitica, quasi epica, i cui protagonisti si muovono come fragili canne scosse dal vento, schiacciati dall'impotenza di fronte a un destino cieco e ineluttabile. Questo lungo e costante cammino artistico, alimentato giorno dopo giorno nel silenzio della sua casa romana, trova il suo definitivo coronamento nel Premio Nobel per la letteratura del 1926. Spesso i manuali e le monografie sostengono che il premio Nobel giunse così, inaspettato. La realtà storica smentisce questa credenza. Di un Nobel per lei si parlava già da anni. La scrittrice sarda ricevette infatti ben 12 candidature, la prima nel 1913, per poi essere proposta quasi ogni anno fino al 1927. Lungo il cammino verso il Nobel, la Deledda dovette superare una spietata concorrenza letteraria, sia a livello internazionale che nazionale. La scrittrice sarda si trovò infatti a competere con i più grandi esponenti della narrativa e della poesia mondiale del tempo. Tra questi anche autorevoli intellettuali italiani, come ad esempio Ada Negri, sostenuta direttamente da Benito Mussolini. L'annuncio ufficiale del conferimento del Nobel per la letteratura arrivò l'11 novembre 1927. È ormai celebre l'aneddoto del soffritto di cipolla che la scrittrice, amante della cucina, stava preparando per il sugo proprio nel momento in cui ricevette la comunicazione. Quella mattina, infatti, quando il messo dell'ambasciata svedese si recò al villino Madesani a Roma per consegnare la missiva, fu lei stessa ad aprire la porta. Trovandosi in grembiule, intenta a preparare il pranzo e desiderando non interrompere il suo lavoro ai fornelli, cercò di dissimulare la propria identità dicendo: mi scusi, la signora non è in casa. Quando il messo tornò una seconda volta,
Beh, Grazia non poté più nascondersi e venne omaggiata con un baciamano ufficiale. Tornata immediatamente in cucina, il marito e i figli la sentirono canticchiare felicemente per la casa. Premio Nobel, premio Nobel, premio Nobel. Ma mi ha baciato la mano che sa di cipolla. No! Il culmine di questo percorso si compì a Stoccolma il 10 dicembre 1927. Davanti ai sovrani e all'Accademia di Svezia, fedele alla sua indole di sarda parsimoniosa di parole ed emozionata sul palco, la Deledda scelse la via dell'essenzialità, pronunciando un discorso brevissimo, rimasto memorabile. Io non so fare discorsi. Mi contenterò di ringraziare l'Accademia svedese per l'altissimo onore che nel mio modesto nome ha concesso all'Italia e di ripetere l'augurio che i vecchi pastori in Sardegna rivolgevano ai loro amici e parenti nelle occasioni solenni. Salute! Salute! A partire dagli anni '20, l'autrice sperimenta nuove ambientazioni geografiche legate alle sue esperienze personali. Oltre alla pianura padana, sfondo di Annalena Bilsini, la scrittrice si apre a suggestivi paesaggi marini di ambientazione emiliana e romagnola. Questi scenari nascono dai suoi soggiorni a Cervia, che ispirano direttamente romanzi come Il paese del vento. Questo distacco geografico e stilistico coincide con un periodo personale molto difficile. Sono gli anni segnati dal progressivo aggravarsi di un tumore al seno, una malattia dolorosa che la Deledda affronta con stoica riservatezza fino alla morte, sopravvenuta il 15 agosto del 1936. Nonostante la sofferenza, Grazia riesce a chiudere idealmente la sua produzione con Cosima. Il romanzo pubblicato postumo rappresenta il suo vero e proprio lascito spirituale. In questo lavoro definitivo, la scrittrice rievoca i ricordi legati alle proprie origini, a Nuoro, abbandona la rappresentazione di antichi conflitti tragici per ripercorrere invece con una dolce malinconia la nascita della sua aspirazione a diventare scrittrice. Il senso profondo di questa parabola artistica e umana emerge anche in una famosa intervista rilasciata alla radio alcuni anni dopo la vittoria del Nobel. In questo nastro, Grazia non descrive il successo di Stoccolma, ma tira le somme di un'intera vita, lasciando il testamento più intimo del suo sogno. Sono nata in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere a 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se va per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così. Avevo un irresistibile miraggio del mondo e soprattutto di Roma. E a Roma, dopo il fulgore della giovinezza, mi costruì una casa mia, dove vivo tranquilla con il mio compagno di vita, ad ascoltare le ardenti parole dei miei figli giovani. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande, sopra ogni fortuna, la fede nella vita
è in Dio. Simone Pistis, Francesca Nieddu, Silvano Vargio, grazie, grazie. Bene, grazie, così siamo forti. Ecco. Grazie a Silvano, a Francesca e a Simone. Vogliamo dedicare qualche minuto in questo momento anche a spiegare un po' chi è Grazia Deledda, sia per chi l'ha voluta oggi rappresentare con delle scelte ben precise, e sia chi è in questo anno deleddiano che ricorda il Nobel, chi è Grazia Deledda al di là di quello che si dice, e per questo invito qui a salire accanto a me una delle studiose più significative in Sardegna di Grazia Deledda, ma quindi anche nell'intero mondo, Neria De Giovanni. Ecco. Ecco, non mi sembra inutile davvero dopo questo momento così intenso che abbiamo vissuto entrare un po' più all'interno di chi è Grazia Deledda, ma io prima di tutto vorrei partire da Silvano, da Francesca e da Simone, chiedendo a Silvano la scelta di questi brani e la scelta poi dirà anche della musica Simone, qual è stata, perché? Cos'è che ha animato tutto questo movimento deleddiano che ci hai proposto? La voglia di raccontare la sua isola, crederci, perseverare in un contesto come quello di fine Ottocento, molto duro per una donna, appunto. Quindi quella caparbietà, proprio un termine che usa anche spesso nelle sue lettere, ecco, quindi il credere ciecamente a un proprio sogno e inseguirlo ostinatamente in direzione forte contraria, direbbe qualcuno. Ecco, quell'urgenza, quella voglia è quello che mi ha affascinato
di questa donna, addirittura proprio nelle scelte anche sentimentali, dove è stata molto coraggiosa, cioè addirittura con il Pirodda si vedeva che c'era un legame molto forte con quest'uomo. E lei però aveva questo sogno, questa passione, non voleva farsi tarpare le ali, rinunciare a un qualcosa di sé, poteva avere entrambe le cose, le ha avute con Palmiro Madesani, è stata una cosa bellissima questa. Ecco, questa storia mi ha affascinato tantissimo. Studiare l'Edda Ledda, a scuola non si studiano queste cose, è un grande peccato, e quindi è stato anche un riappropriarci di un pezzo della nostra letteratura. Sì, noi vi ringraziamo perché davvero avete colto in 3/4 d'ora passaggi essenziali e anche momenti che ci sono arrivati a noi attraverso le sue stesse parole, oltre a questa immagine, questo quadro della sua vita che naturalmente è fondamentale. Francesca, nell'interpretare alcuni brani, ci ha fatto tutti sorridere il suo commento al ricevimento della notizia a casa del premio Nobel, che sembrava trovarla un po' disinvolta e un po' naturalmente felice. A te nel recitare qualcosa che riguardava direttamente le sue parole, cosa ti è rimasto di più impresso? Allora, lo dicevo stasera a Neria, io l'ho riscoperta grazie ad Eleda con questo lavoro, perché mi ha dato la possibilità di scoprire una donna, non solo un'autrice, una scrittrice grandissima, di grande rilievo, ma una donna come me, come noi, con gli stessi desideri, con le stesse pulsioni, però in un contesto sociale che cercava di tarparle le ali, e lei si è ribellata a tutto questo. Io posso dire di essere veramente onorata di aver recitato e aver portato sul palco le sue parole. Grazie anche a te. La musica è stata delicata, assolutamente non prevalente, però allo stesso tempo hai fatto delle scelte. Cosa ti ha portato a fare questa scelta? Non hai il microfono, ma anche ce n'è qualcheduno forse sulla sedia. Ecco, recuperato. No, non c'è. Forse c'è anche. Vabbè, ci sono le sorprese. Allora, è sempre molto delicato inserire le musiche in un lavoro così, che deve essere un condimento ma non deve prevalere, ci deve essere sempre quel motivo che può aggiungere qualcosa. Io sono una persona che vive tra la Sardegna e concedetelo, il continente, perché tanto... E capisco bene questa voglia di evadere, capisco bene di andare via, ma sempre qualcosa che ci riporta a casa. Io sono una persona molto legata alle tradizioni, alla musica tradizionale. Vedevo le bambine che sognavano di diventare, insomma, nel video di prima, voglio ballare nel gruppo folk. Insomma, io sono cresciuto nel gruppo folk, ballando. Quindi c'è sempre quel legame musicale che mi ha fatto crescere, mi ha arricchito tantissimo, e quel qualcosa che non mi porterà via nessuno, e quindi ho vissuto, insomma, in questo mio viaggio, perché poi ognuno si fa il suo viaggio, quel condimento di mettere qualcosa di tradizionale ma non tanto, quindi quel qualcosa di allontanarsi, quindi c'era qualcosa che era legato ovviamente alla nostra Sardegna, quel qualcosa che si è contaminato, quel qualcosa che non c'entrava niente. Sono un po', secondo me la musica è come un po' una ricetta di cucina, bisogna mettere dei condimenti che arricchiscono un po' tutto. Quindi questo è stato il mio sogno, perché poi mi sono fatto il mio grande viaggio lavorando con Silvano e Francesca, perché questo poi è un onore, insomma, lavorare intorno a questi. Grazie. Con loro e a questo avete lavorato bene, grazie di cuore. Un applauso, sì, mi sembra bello farlo, anche per passare un po' la parola a Neria. Con Neria volevo fare qualche riflessione che dovrà essere breve, ma allo stesso tempo vogliamo spiegare alcuni passaggi che non sempre si colgono in Grazia Deledda. Intanto Neria De Giovanni ha scritto tantissimi libri. Se
uno avesse la biblioteca di Neria riempirebbe comunque la stanza, perché ha scritto davvero tantissimo, anche entrando su temi che non vengono generalmente affrontati. E io vorrei toccarne qualcuno, anche se, come tu sai e come immagini, il tempo non è lunghissimo. Io partirei dagli affetti di Grazia Deledda, perché Grazia Deledda per molti, anche quando eravamo a scuola che ci facevano leggere qualcosa di Grazia Deledda, non ci appariva in realtà molto attrattiva. Ce la presentavano come in qualche foto che abbiamo visto qui, passiva, remissiva, arcigna, distaccata, non proprio l'ideale. Però mi ha colpito, e te la leggo perché quando lui è stato ricordato nel racconto, quando incontra Palmiro Madesani, che sarà poi il suo marito per tanti anni, lo incontra in un viaggio a Cagliari. E lei lo descrive, secondo me, in una maniera straordinaria. E dice così: Dio è grande e misericordioso. Dopo tanto soffrire mi serbava l'incontro con te. C'eri tu in fondo a quella via ignota e desolata che mi sembrava percorrere mentre il treno mi trasportava triste e cupa a Cagliari. Allora, la frase è molto forte e allo stesso tempo delinea anche le sue attese, ma a un certo punto questo incontro sembra la luce nel buio. Ecco, gli affetti, la capacità di essere affettuosa in Grazia Deledda, dove emerge? Mamma mia, ma che domanda! Cioè io già temevo un pochino, perché Monsignore lo conosco da tanti anni e so che ha delle domande sempre molto particolari, e d'altra parte, dopo aver sentito lo sviluppo della storia molto bella, ben descritta, cioè ci voleva anche la bravura di trovare delle domande particolari. Arrivo alla risposta. Ma io direi che Grazia Deledda vera, come donna, come ricordavi tu, si vede soprattutto nelle sue lettere, perché nelle lettere abbiamo sicuramente la presenza di una donna, prima di una giovinetta e poi di una donna matura, che esprime anche con candore, se volete, con estrema sincerità le sue attese, le sue speranze, i suoi sogni e anche i suoi amori. È una persona, è una donna, è una persona che ha avuto modo anche di illudersi, perché no? Di illudersi di trovare spesso delle persone che condividessero veramente le sue ambizioni letterarie, i suoi sogni, e ha avuto tante delusioni. Per questo, trovando alla fine Palmiro Madesani, incontrandolo quasi per caso a Cagliari, è riuscita quasi incredula lei stessa a trovare in un'unica persona quello che lei aveva sempre cercato, cioè ovviamente un uomo, un bell'uomo, perché lei lo descrive così, non disdiceva avere vicino un uomo bello per l'epoca, con grandi baffoni e un tomber de femme, come si dice oggi, però allo stesso tempo un uomo che capisse la sua grandezza di donna. Io credo che l'invidia, di cui magari forse parleremo dopo, di Pirandello per Deledda, e quel terribile romanzo che Pirandello scrisse prendendo in giro lei e il marito, il romanzo si intitola Suo marito, derivi proprio da questo, dal fatto che è riuscita in quel tempo a costruire un'unione coniugale che veramente rispettava il ruolo di entrambi. Lei spesso chiamava il marito Madesani col cognome, con i figli ha sempre mantenuto nei confronti del marito un grandissimo rispetto. Per esempio ha comprato la casa Cervia, la casa dove, dopo il Nobel, dove andava in vacanza, e non ha detto ai figli che i soldi provenivano dal premio Nobel, proprio perché voleva comunque che il marito mantenesse in famiglia quel ruolo anche di capofamiglia, diciamo più ricco, che portava più soldi di lei.
quindi aveva un grande rispetto anche dei ruoli, però allo stesso tempo io credo che in Palmiro Madesani lei abbia trovato realmente una persona che riusciva a vedere in lei, come avete detto bene voi in chiusura, la donna che sapeva fare i lavori donneschi, sapeva ricamare e cucinare, però soprattutto la donna che si esprimeva nel mondo delle lettere. Sì, doveva essere una tipa non semplice, No. provo a descriverla, ma poi mi servirò di altre descrizioni. Non semplice come quelle donne sarde che abbiamo conosciuto e che conosciamo, che però solo dopo che l'apparenza è superata emergono per la personalità e lo spessore che hanno. Lei tra l'altro penso che si rendesse conto di questo, perché quando parla di sé dice: sono anche così, sono in questa maniera un po' poco loquace, riservata, poco sorridente, però aggiunge: non sono mediocre. E questa è una interessante annotazione. Però voglio fermarmi ancora sul carattere. Lei ha conosciuto un sacerdote molto significativo per la vita diciamo anche italiana, che si chiama Don Primo Mazzolari. Don Primo Mazzolari, che era parroco a Cicognana, dove lei si recava, ed era anche il paese di Madesani. Allora, Mazzolari ha scritto un libricino dal titolo La grazia sconosciuta, grazia maiuscola, e non stava parlando di quella del cielo. E ha una definizione di Deledda molto bella, però molto sarda. Mazzolari non è sardo, e dice così: ascoltava, la testa soffocata da un cappello larghissimo e senza gusto. Appena muoveva il capo, le brillavano gli occhi bellissimi in un volto che non fu mai bello, ma che l'età componeva amabilmente all'ombra dei capelli tutti bianchi. Parlava pochissimo, frasi brevi, seguite da silenzi interminabili, che mettevano a disagio i vicini, che non sapevano a quali argomenti appigliarsi per farla discorrere. Sì. Una breve tua annotazione su questo carattere. Sì, sì, è bellissimo. Mentre tu leggevi questo, ricordo anche un giudizio simile che ne diede la fidanzata del figlio, del figlio de Sardus, quando andò a conoscere la futura nuora. E c'è proprio questa descrizione che lei rimase molto imbarazzata, perché Grazia, la grande scrittrice, perché era già una donna molto famosa nell'ambito delle lettere, poi non parlava, e quindi questa povera ragazza, voi immaginate, tra l'altro era iscritta in farmacia questa ragazza, quindi era una ragazza già che frequentava una facoltà molto maschile, no? Come poteva essere all'epoca, stiamo parlando sempre dei primi del Novecento, quindi una ragazza anche emancipata, però era imbarazzatissima perché lei è andata appunto a conoscere la mamma del fidanzato, e la mamma del fidanzato, così come ha descritto Primo Mazzolari, era praticamente silenziosissima, e guardava con molta, cioè la scrutava, diciamo il verbo esatto, scrutava le persone. E poi c'è tutta una storia che questa ragazza racconta, che invece si è ammorbidita nel rapporto ed è andata poi avanti. Allora, non ne stiamo parlando, scusa Neria, negativamente, ne stiamo parlando perché la sua immagine di donna emerge anche dai suoi romanzi. Ma infatti ed è qui che sapevo che tu andavi in questa direzione. Volevo andare un momento proprio per fissare a qualche altro aspetto. Dai suoi romanzi emerge un'immagine di donna, spessissimo e quasi coerente. Ecco, se oggi dovessi sintetizzarla con qualche aggettivo e con qualche significato, cosa ci diresti?
Allora, innanzitutto le sue protagoniste sono l'anima dei suoi racconti. Mi dispiace molto per gli uomini, che sono tanti presenti, però il vero motore dei romanzi delle Diani è la donna, e in questo io credo che ci sia moltissimo di lei. Non perché gli uomini siano meno importanti, l'abbiamo visto nel rapporto suo col marito, ma perché il personaggio femminile in tutti i racconti di Grazia Deledda, sia quelli sardi sia quelli continentali, muovono la storia, muovono la ricerca. La donna, il personaggio femminile, e dico Marianna Sirca, e dico Agnese Nella Madre, e dico le sorelle Pintor, e dico tutti i personaggi che sicuramente voi conoscete, hanno un obiettivo, e in questo è molto Deledda. Cioè tutti i personaggi delle Diani hanno un obiettivo, che sia l'amore di quell'uomo di cui si sono innamorate follemente, che sia la ricchezza della propria famiglia, del proprio casato, che sia l'onorabilità della propria persona. Ci sono tanti destini in cui comunque il personaggio femminile di Grazia Deledda punta lo sguardo e da quello non si muove. Tutta la storia gira intorno a questo. Io credo che Grazia Deledda, con la sua vita, ben raccontata dagli amici prima, racconti proprio questo, soprattutto ai nostri giovani, racconti che è importante, come i personaggi femminili di Grazia Deledda, avere un obiettivo, credere fermamente in quell'obiettivo, perseverare in quell'obiettivo. Uno tra tutti, Marianna Sirca. Marianna Sirca si innamora di un bandito, e per il codice barbaricino dell'epoca, che cosa era di più terribile per un bandito? Di ricostituirsi, perché un bandito più era valente, cioè meno si faceva prendere dalla giustizia, e più era valente, forte. Bene, Marianna Sirca vuole sposare il suo amante, non vuole più nascondersi, vuole sposarsi davanti alla Madonna, dice così, e quindi lo invita a costituirsi. Quindi guardate che forza di obiettivo, che va contro proprio questo ethos, questa concezione popolare all'epoca molto forte del codice barbaricino. Ecco, Marianna Sirca poi, voi sapete tutti come finisce la storia, ma riesce a convincere Simone Sole a costituirsi, per poi, diciamo, rivolgersi a Dio con la purezza di un rapporto pubblico. Sì, allora hai accennato prima alle invidie che l'hanno circondata. È stato ricordato anche lì che tutti i suoi primi racconti, le sue prime opere furono circondate davvero da ostracismo. Però l'ostracismo più grande, e anche quello incomprensibile almeno per noi, è quello di Pirandello. Perché Pirandello, in un piccolo scritto chiamato Suo marito, parlava del suo marito, e disse una cosa che alla fine non fu altro che un veleno gettato su questa storia, e quindi anche su Deledda. Perché Pirandello brevemente fu così velenoso? Pensate che Pirandello ai suoi amici, quando doveva parlare di Palmiro Madesani, sapete come lo chiamava? Terribile questo. Grazio Deleddo. Chiamava Palmiro Madesani Grazio Deleddo, perché quello che gli dava più fastidio era, ripeto ancora, vedere una coppia così affiatata, e soprattutto in quell'epoca un marito così che accettava così la grandezza della moglie, della sua compagna, da accettare, dopo una certa carriera ministeriale, di ritirarsi dal ministero per aiutare la moglie, soprattutto con i contratti con gli editori. Quindi Pirandello aveva un rapporto molto difficile con le donne, purtroppo non per colpa sua, ma la moglie è pure finita in manicomio. Il romanzo a cui si riferiva Monsignore era del 1911, Suo marito, e suo marito era proprio il marito di questa scrittrice che arrivava da Taranto. Bontà sua non ha messo Sardegna, ma ha messo Taranto, cioè una periferia di Roma, e arrivava da Taranto per questa scrittrice per fare fortuna nei salotti romani. E questo romanzo è terribile, è proprio una presa in giro, soprattutto non tanto di lei, che a un certo punto questo personaggio riesce ad arrivare ad avere successo, quanto di lui, del marito, proprio descritto suo marito in un modo bruttissimo. Ma
e qui vorrei ricordarlo perché la nostra Grazia non perdona, quando Grazia si accorge di questo romanzo, mette l'alt, dice: se tu editore non ritiri dal commercio questo romanzo, noi ti facciamo causa, perché io mi sono riconosciuta e soprattutto ho riconosciuto mio marito vilipeso in questo romanzo. Fatto sta che Grazia Deledda, ripeto, non l'ha mandata a dire, il romanzo è stato ritirato. Il romanzo tra l'altro non è stato pubblicato dal grande Treves, che era l'editore proprio di Pirandello, il più famoso tipo Mondadori di oggi, e proprio perché Treves aveva molta paura di Grazia Deledda che lo denunciasse, quindi è stato pubblicato da un editore minore. Comunque anche questo editore l'ha ritirato e pensate, è stato pubblicato un'altra volta soltanto dal figlio di Pirandello, quando sia Pirandello sia Deledda erano morti. Ma anche qui ha vinto Grazia Deledda, perché Pirandello ha preso il premio Nobel nel 1934, cioè molto dopo di lei. Entrambi muoiono nel 1936, ma Grazia è morta il 15 agosto e Pirandello dopo, il 10 dicembre, quindi anche nella morte ha vinto la nostra. Il risultato non va proprio sbandierato, però va bene. Comunque. Sottolineiamo anche questo. Sì, altre due domande, poi concludiamo, lo dico anche per chi ci sta ascoltando, però mi sembra bello che noi riflettiamo anche su questi aspetti. Ma per finire su Pirandello, è difficile almeno per me non apprezzare Pirandello. Certo, è sorprendente questo suo modo di giudicare la Deledda. Tra l'altro Pirandello, se non sbaglio, definì il Nobel alla Deledda una pagliacciata. Anche. Questo ci fu quindi una frase abbastanza significativa. Le ultime due domande. La prima è questa. Quella che ci rimane di Deledda è, per noi sardi anche oggi, un bellissimo messaggio che sta anche nel suo modo di essere, di fare e di scegliere, cittadina di Nuoro, ma con un'apertura mentale enorme. Certo. Cioè non è una che in suo connotto c'è stata e ci muore. In suo connotto ci vive, però ha un'apertura e uno sguardo universale. Su questo cosa ci vuoi dire? Scusa, mentre parlavi ancora di Pirandello, permettimi una puntina in aggiunta per dire quanto è grande Grazia Deledda, a prescindere da quanti l'hanno voluta poco bene. Nel 1933, e lei è morta sappiamo nel 1936, quindi alla fine della vita, lei insieme a Pirandello ha fatto parte di un gruppo di lavoro che la radio, che ricordata appunto nell'ultimo discorso che tu hai letto, aveva fatto, diciamo, di un gruppo di intellettuali che dovesse presentare dei progetti di programmi culturali. Pensate che in questo gruppo c'era ovviamente Marconi, il padre della radio, poi Pirandello e poi Deledda. Quindi sappiamo che Deledda, nonostante diciamo la pagliacciata così come l'ha definita lui, comunque è riuscita poi alla fine anche a lavorarci insieme. Anche questo è un dato diciamo caratteriale molto importante. A proposito dell'altra domanda, c'è una bellissima frase che usiamo un po' tutti noi deleddiani, usiamo ricordare: sono nata nella profonda Sardegna, ma se fossi nata a Stoccolma, a Roma o a Stoccolma o in altri posti insomma del mondo, sarei sempre stata quella che sono, un'anima che si appassiona ai casi della vita. Ed è proprio così, perché già come è stato detto più volte da questo palco oggi, dalle immagini, da quello che abbiamo sentito, Grazia Deledda ovunque andasse riusciva ad entrare, proprio per quel suo carattere riflessivo, diciamo di donna che osservava prima di parlare, cosa che oggi purtroppo molti parlano a vanvera e non ascoltano. Lei ascoltava molto, quindi è riuscita realmente ad entrare nei mondi che l'hanno accolta. Ecco perché a Cervia, per esempio, dove lei andava in vacanza al mare, l'hanno fatta cittadina onoraria, gli hanno dedicato una piazza, l'hanno fatta, diciamo, gli hanno dato tutti gli onori possibili. Lo stesso a Viadana, a Cicognara, il paese del marito. Riusciva cioè ad entrare nell'anima della gente, perché quello che lei voleva, la cosa che più ambiva, era quello di, ripeto, capire l'umanità.
Ecco perché Grazia è veramente un premio Nobel per noi, orgogliosamente sardo, ma io mi arrabbio moltissimo quando leggo premio Nobel sardo nel senso di regionale, no, premio Nobel universale, proprio per questa sua grandissima capacità di parlare al mondo. E le sue opere sono, dopo Pinocchio, mi piace ricordarlo, le opere più tradotte di uno scrittore, scrittrice italiana nel mondo, e la più tradotta dopo Pinocchio. Va bene, pazienza, Pinocchio dice qualche bugia in più. Sì, io credo, come tu ci stai rivelando, che della Deledda noi abbiamo ancora, anche noi sardi, un'immagine non reale. Ce l'abbiamo un po' collegata ad alcuni momenti, alcuni passaggi, ma non ne conosciamo davvero una bellissima personalità e sfaccettature molto ampie, molto diverse. L'ultima domanda riguarda un po' quello che non sempre è stato anche questo compreso, almeno secondo me, poi tu che hai studiato molto ci puoi dire, cioè la sua fede. Allora, la sua fede nei romanzi, mi è capitato a me di ascoltare persone non sarde che leggono e dicono: ma la fede è così in Sardegna? Che emerge dai protagonisti dei suoi romanzi. Allora, sulla religiosità della Deledda, ricordati che sono le ultime parole, quindi devono essere belle. Belle e poche anche. Che cosa ci puoi dire che emerge, che non sempre è compreso soprattutto? Allora, io non è che vi voglio lasciare ricordando la morte di Grazia Deledda, però io volevo ricordare questo perché è un bellissimo esempio di come una donna che ha fede, una donna che veramente ha fede, può avvicinarsi all'ultimo momento della vita. Allora, lei è morta il 15 agosto e aveva mandato la sorella, la nipotina Mirella, che era praticamente una sua figlia d'anima, le aveva mandate al mare perché non era giusto che il 15 agosto si sacrificassero per lei. Era rimasto a casa solo il marito, ma lei voleva l'estrema unzione e all'epoca c'era l'estrema unzione. Mi rivolgo qui a un sacerdote, oggi si chiama... Solo all'epoca? No, come termine. Unzione degli infermi. Ecco, unzione degli infermi. Ma il termine estrema unzione è più duro. Si usava prima ed è anche, diciamo, più forte, no? Come termine. Comunque, lei chiama il sacerdote per avere l'estrema unzione. Lei è morta la sera, era il 15 di agosto, Ferragosto, Roma deserta, tutti in vacanza, anche il suo prete è in vacanza. Quindi arriva un prete sostituto, un giovane prete, con il suo chirichetto vicino, l'olio santo, il chirichetto appunto tutto parato. Suonano alla porta di Porto Maurizio, che era la via dove il suo villino dove abitava. Apre Grazia Deledda. Apre Grazia Deledda. Il prete giovane, che non era il suo parroco, non la conosceva e dice: dov'è la moribonda? Dov'è la moribonda? E lei risponde: sono io. Gesù è così importante che non lo si può ricevere a letto, ma bisogna riceverlo in piedi. Io mi emoziono tutte le volte che racconto questa storia perché ci vedo veramente una grande donna e una grande devozione, cosa che purtroppo in tanti non le hanno riconosciuto, perché molti dei suoi protagonisti, i suoi personaggi hanno un rapporto anche travagliato con Dio, un rapporto dialettico, un rapporto di conoscenza e non soltanto di accettazione, ma lei è una donna che ha ricevuto Gesù in piedi e dopo qualche ora è morta. Grazie. Sì, è vero, abbiamo parlato, concludendo, un po' della morte, ma è come se parlassimo della vita, soprattutto perché è morta da viva, potremmo dire, davvero. Io vi ringrazio tutti voi della presenza a questo momento che è stato all'interno del Largo ai Sognatori, uno spazio ai sogni di una scrittrice che è arrivata dove voleva e ci è arrivata però
con tutta l'identità sarda che la contraddistingueva. E questa è una notizia che anche stasera ci siamo confermati grazie a Neria, che è algherese, conoscitrice di Grazia Deledda a tutto campo. I suoi libri li potete trovare facilmente e anzi vi invito a leggerli, anche perché sono tematici e meritano anche un approfondimento proprio di ogni tema. Grazie Neria, anche se sei stata breve, sei stata brava. Grazie, grazie a voi. Grazie a Silvano, Francesca e Simone. Prima di lasciarci, come al solito, intanto vi facciamo un regalo, perché i regali fanno parte per mantenervi sognatori. Ecco. Come invitiamo tutti ad averlo. Che bello. Largo ai sognatori, Neri al largo ai sognatori. Francesca. Grazie. Dove siamo? Sì, è obbligatorio. Dove siamo? Meno male che non mi sono fatta la messa in piedi. Allora, a te. Grazie. E viva il sogno, no? Grazie ancora. Ci diamo appuntamento per domani sera, sempre qui all'Aria Fraterna della Caleta, con l'incontro d'autore. Avremo ospite gradito Omar Pedrini. Grazie ancora e buona serata a tutti. Ecco, volevo solo dire Omar Pedrini perché è un cantautore, forse che ha una storia che non tutti conoscono, però vi posso dire che merita di essere ascoltato, perché c'è una storia bellissima, non solo musicale ma anche umana. E quindi vi invito ad essere qui domani. Grazie. Grazie.